Bene, buongiorno a tutti, ben trovati, ben ritrovati per chi ha già seguito delle edizioni precedenti a questa serie di incontri che si chiamano Laboratori di Matematica e che fanno parte di un'iniziativa dell'Accademia dei Lincei che si svolge a livello nazionale, diciamo appoggiandosi localmente in ogni regione alle accademie locali o altre istituzioni. Ehm, In Veneto ha una caratterizzazione particolare perché si rivolge in particolare alle scuole secondarie di primo grado e diciamo l'altra cosa tipica che utilizziamo solo qui è questa modalità della connessione in streaming con le scuole situate nelle varie province del Veneto. Non è la prima edizione, il titolo di questi incontri in generale è Laboratorio di Matematica perché vogliamo cogliere l'occasione di presentare delle attività che possano essere trasferite in classe sotto forma di laboratorio, ponendo poi l'attenzione su quelli che sono i nodi concettuali o gli strumenti matematici che si possono utilizzare o approfondire attraverso il laboratorio. Ehm, per chi ha già seguito il corso sa un po' come funziona, facciamo una lezione introduttiva che dura dai 45 minuti a un'ora circa e poi nella seconda parte di questa attività si cerca di portare avanti un'attività di laboratorio che può essere una progettazione di come riportare in classe alcune di queste proposte che vi facciamo. Al termine della lezione sospenderemo il collegamento in streaming, almeno la parte di audio. In ogni scuola si lavorerà in maniera autonoma e se necessario già durante lo svolgimento del laboratorio, perché vediamo che emergono domande o cose da chiarire, riapriamo l'audio in modo da poter dare dei contributi che possano essere condivisi da tutti. E in ogni caso riapriamo l'audio alla chiusura del laboratorio, non solo per salutarci, ma per fare un po' il punto della situazione di quello che è successo durante i laboratori. Adesso io lascerei la parola alla signora Lucia Macaluso che vi illustrerà alcune questioni, diciamo, di carattere organizzativo e tecnico prima di iniziare il corso. Ecco, buon pomeriggio a tutti. Io solo molto rapidamente volevo segnalare qual è la pagina web che probabilmente già conoscete, dove è illustrato il corso nei vari dettagli, come si svolge. Sono consentite fino a un massimo di 2 assenze, con obbligo però di recupero online delle lezioni mancate con la presa visione dei video che vengono, questi che stiamo registrando durante le lezioni, vengono caricati entro qualche giorno in questa pagina web che stiamo vedendo e, ehm, e a seguito poi della presa visione del video va inserito un post in un apposito forum nella piattaforma Moodle che adesso vado a illustrarvi, dove si dà una spiegazione un po' di quello che si è visto e anche si fa un commento su come magari si ritiene che questi contenuti possono essere utilizzati con i ragazzi, insomma qualcosa anche un po' di elaborato, ecco, sui temi che si sono visti durante la lezione. Ecco, questa è la pagina web, qui sotto c'è il calendario e data per data vedrete inseriti i filmati. Mostro le edizioni precedenti per capire un po' come si configura la pagina, ecco qui una volta che è stata strutturata con i filmati.
volta in volta caricherò una cartellina materiali che adesso ha già un contenuto, quindi basta cliccare sopra per scaricare, e una sezione invece con i forum di discussione che sono divisi per provincia. Di default per gli iscritti si apre sulla provincia di afferenza, però potete anche, se volete, vedere le discussioni degli altri gruppi andando a consultare gli altri forum, solo che la risposta la potrete inserire solo nel forum di appartenenza. Allora vedrete che entrando nel forum potrete fare rispondi al messaggio in testa, o meglio a quello che inserirà il tutor di avvio dopo la lezione, e per l'inserimento dei contenuti appunto basta cliccare su rispondi e mettere poi il testo di commento. Naturalmente questo forum è sì dedicato ai recuperi, ma è anche dedicato a eventuali discussioni che dovessero emergere o proposte che volete fare, ed è anzi incoraggiato l'utilizzo di questi forum per un confronto tra di voi. Ecco qui, quando avrete finito farete invia al forum e avrete mezz'ora di tempo per correggere il vostro intervento. C'è anche la possibilità, come si vede, di inserire degli allegati. Come dicevo, le credenziali vi arriveranno nel giro di pochi giorni. Per qualsiasi domanda potete scrivere a scuole@istitutoveneto.it che avrete le risposte. Benissimo, io anche eventuali commenti, comunicazioni, domande che possano emergere durante l'intervento di oggi, durante il laboratorio, le potete inviare allo stesso indirizzo, scuole. Sì, durante la diretta certamente i tutor hanno contatto tramite questo email, anche durante il laboratorio siamo sempre... Attraverso i tutor raccogliete le domande, le osservazioni, le cose che possono emergere, e il tutor può inviare a questo indirizzo mail quello che desiderate, e noi leggeremo poi gli interventi che arriveranno e cercheremo di dare risposta, come ho detto prima, o subito dopo la fine della lezione, diciamo 5-10 minuti dopo, perché si abbia il tempo di scrivere, leggere e rispondere, oppure a circa metà del laboratorio, oppure alla fine proprio del laboratorio. Ecco, quindi tenete presente che alla fine della lezione, se ci sono domande, osservazioni da fare, potete farle subito, soprattutto se servono per iniziare l'attività di laboratorio, oppure potete fare durante il laboratorio. Allora, possiamo iniziare, vediamo se il microfono è posizionato bene. Tanto apro un attimo. Allora, per cominciare mi presento, sono Giulia Treu, sono docente di analisi matematica all'Università di Padova, e da alcuni anni seguo, diciamo, l'organizzazione di questo laboratorio. Non sempre faccio delle lezioni in prima persona, però quest'anno è così, e questo accade soprattutto quando mi viene qualche ispirazione, diciamo, non essendo gli argomenti, diciamo, del laboratorio, argomenti che riguardano temi che io insegno abitualmente, oppure temi che riguardano le mie ricerche, non sempre, diciamo, ho cose nuove da proporre, però di tanto in tanto, un po' ascoltando le cose in giro, perché mi imbatto in alcune cose su internet o leggendo cose divulgative che comunque mi appassionano, mi viene in mente di preparare qualcosa. E quest'anno è così. Il primo argomento di cui volevo parlarvi, appunto, il titolo dell'intervento di oggi è magia e matematica, o matematica e magia. Diciamo due parole che non vanno tanto assieme, così come la magia e la scienza in generale, perché se andiamo a cercare il significato di
magia che si trova su qualsiasi dizionario della lingua italiana, vediamo per esempio qui ho preso il significato dato dalla Treccani, che sono coinvolte, diciamo, parole, concetti, nozioni, fatti storici che non hanno nulla a che fare con la scienza. Vedete che ci sono, ho sottolineato alcune parole chiave in questa parte di testo e che non hanno nulla a che fare appunto con la matematica o con la scienza in generale. Tuttavia, scorrendo ancora la definizione di magia, si legge anche la capacità di attrarre, di incantare, che si sprigiona da una persona, una cosa, mi viene da dire da una presentazione, da un fatto che si osserva, oppure fatto, avvenimento sorprendente e imprevisto. Quando insegniamo abbiamo ovviamente la possibilità di insegnare in tanti modi, semplicemente elencando una serie di nozioni, concetti, insegnando delle ricette in matematica per poter risolvere le cose, ma certamente l'insegnante che riesce a trasmettere qualcosa di magico ai ragazzi riesce a fare qualcosa di più, e questa magia, diciamo, viene dal saper proprio presentare. Non dico, credo che possiamo tutti i giorni riuscire, o in tutti gli argomenti riuscire a trovare qualcosa di magico da presentare, e penso che anche i ragazzi debbano anche imparare a fare le cose non solo quando sono entusiasti di farle, però se qualche volta ci riusciamo, forse li catturiamo e riusciamo a dargli una motivazione per lavorare anche quando c'è magari da far fatica senza troppo divertimento. E questa è anche un'idea che va abbastanza di moda. Mi piace ricordare questa attività che si fa presso l'Università di Padova, si è fatta negli altri, non è magia, è scienza, che di solito è collegata alla notte dei ricercatori. Era nata come non è magia, è chimica, e capite bene che i chimici sono quelli che più riescono a fare cose che sembrano magiche, ma poi si è estesa e ha coinvolto un po' tutte le aree scientifiche dell'Università di Padova. Ma ancora, come dicevo prima, la magia ha a che fare anche con la didattica, proprio perché il poter presentare qualcosa in maniera più affascinante, più accattivante, sicuramente dà migliori risultati. E tanto per dire qual è l'interesse oggi nei confronti del presentare una didattica forse in modo più accattivante, più vicino alla realtà che ci circonda. Per esempio proprio domani sera all'Università di Padova organizza questo evento in cui diciamo, è ospite questo Vito Lupo, che è un mago di professione, ma naturalmente non un mago, un illusionista di professione, che ha vinto premi a livello internazionale e che è stato anche consulente per la Disney, eccetera. Qui si parla proprio della capacità di mettere qualcosa di magico nella didattica. Infatti questo evento fa parte di un progetto, vedete scritto lì in basso a destra, Teaching for Learning dell'Università di Padova, che va avanti da alcuni anni e che vede coinvolti alcuni docenti di vari corsi di laurea. E quindi questo è un evento. E proprio per questo, diciamo, il fatto che ci siano un po' tutte queste cose che ci sollecitano a mettere qualcosa di, diciamo, non fuori dalla disciplina, perché come vedremo oggi vi porterò alcuni esempi in cui si usa la matematica per stupire, per far credere che si sta facendo qualcosa di magico, fuori dal normale, ma in realtà tutto si basa su un uso assolutamente razionale e scientifico delle cose che conosciamo. Allora, su questo argomento c'è abbastanza materiale a disposizione in internet,
e il materiale che si trova, a volte ha la caratteristica che usa sì concetti matematici, proprietà dei numeri o di altre matematiche o teoremi o così, ma molto spesso, diciamo, c'è molto l'intervento della capacità della persona che presenta il gioco, lo spettacolo, eccetera. E questo entra in gioco in due modi. Uno è la capacità di presentare le cose in maniera affascinante, magari raccontando una storia intorno, creando la suspense, eccetera, quindi un po' di teatralità nelle cose. Ma c'è anche la capacità a volte di memorizzare dei numeri abbastanza complicati, di eseguire operazioni molto in fretta, eccetera, e io volevo evitare tutte queste cose, quindi sia perché non ho le capacità e sia perché, diciamo, stiamo lavorando in una modalità a distanza che ci vincola nello spazio, non posso neanche alzarmi in piedi durante questa presentazione, cosa che io soffro abbastanza, di fare lezione senza muovermi, e quindi non abbiamo la possibilità di riprendere neanche lo svolgimento di un gioco di carte, cose di questo tipo, ma diciamo proprio perché le attività che vogliamo presentare sono rivolte a studenti delle scuole secondarie di primo grado, e anche perché mi piacerebbe che in questa attività non si cimentassero i più bravi in matematica, ma si cimentasse chiunque, magari la ragazzina che non è magari brillantissima in matematica, però è molto spigliata in una presentazione teatrale, riesce a fare diciamo, uno spettacolo ai suoi compagni di classe, così. Quindi non ho scelto attività che richiedano queste difficoltà, calcoli complessi, veloci, cose da memorizzare, eccetera, perché volevo puntare più su cose magari più semplici da realizzare, e che però portassero dietro, diciamo, alcune cose di matematica con cui possiamo, diciamo, un po' attirare i ragazzi. Allora, non ho, proprio perché questo non è un contesto nel quale io lavoro abitualmente, né oggetto di didattica che io faccio, né di attività di ricerca, tutte le cose che vi presento si trovano in rete, non vi presento nulla di nuovo, semplicemente colgo l'occasione per farvi vedere alcune cose selezionate con i criteri che vi ho detto, e quindi possiamo anche poi discutere, diciamo, dei contenuti, di come si possono presentare, di varie cose. Allora, cominciamo con la prima proposta che si trova in questo sito, poi avevo già mandato ai tutor ieri i link, le slide con solo i link dove prendere le cose, e però poi queste slide saranno a disposizione di tutti, non occorre che ve li copiate adesso, li troverete su Moodle a disposizione al più presto. Allora, intanto io lo descrivo, questa attività. Allora, è una descrizione un po' asettica, naturalmente, come ho detto prima, bisognerebbe un po' vestirla con una scena teatrale o raccontando delle storie. Allora, intanto fate vedere diciamo, in questo caso gli spettatori possono essere gli studenti, però se poi a fare il gioco può essere uno studente, una studentessa, ai compagni di classe ovviamente, e scrivete un numero su un foglio bianco senza farlo vedere, e questo foglio bianco lo mettete in una busta o lo piegate o lo nascondete da qualche parte. Poi dovete avere a disposizione
una tabella della tombola. Siamo sotto Natale, può anche essere un gioco carino da fare negli ultimi giorni prima delle vacanze. Un tabello e poi che i ragazzi se li possono giocare, poi rigiocare in famiglia, magari per stupire i familiari. Chiedete a qualcuno di posizionare uno stuzzicadenti su un tabellone della tombola in modo che tocchi i 3 numeri. Non ho scritto, senza piegare lo stuzzicadenti ovviamente. Per esempio così, i numeri che vengono toccati dallo stuzzicadenti sono 10, 19 e 28. A questo punto gli chiederete di sommare i 3 numeri. Sommare i 3 numeri, quindi otterrà 57. A questo punto gli chiederete di fare quello che si fa con la prova del 9, sommare le 2 cifre del numero ottenuto ed eventualmente ripeterlo finché rimane una cifra sola, come nella prova del 9. Così facendo 57 ci dà 5 più 7, 12 e 1 più 2 fa 3. E raccomandatevi, non serve che non ve lo deve dire ovviamente il risultato. Voi potreste anche non guardare dove è stato messo lo stuzzicadenti, l'importante è che ci sia chi controlla che è stato posizionato correttamente. E chiedete di ripetere questa operazione. Domande? No, come si vuole. Chiedete di riposizionare lo stuzzicadenti. Per esempio così, appunto, mi era stato chiesto se doveva essere messo in diagonale, non importa, basta che tocchi i 3 numeri. E infatti questa volta l'abbiamo messo in orizzontale. E questa volta tocca i numeri 61, 62 e 63. E a questo punto chiedete di nuovo che venga ripetuta la stessa operazione di prima, cioè vengano sommati i 3 numeri, ottenendo 186, che vengano sommate le cifre del numero, ottenendo prima 15 e poi ci vogliamo ridurre a una cifra sola, arriviamo a 6. A questo punto chiedete di sommare i 2 numeri ottenuti e poi se per caso venisse un numero di 2 cifre, di fare di nuovo l'operazione di ridursi, come nella prova del 9, a una cifra sola. A questo punto vi fate dire il risultato e aprite la busta o riprendete il foglio che avevate nascosto da qualche parte e fate verificare a tutti che avevate scritto nella busta il numero ottenuto. Non vi ho detto però qual era il numero che bisognava scrivere. Evidentemente esiste un numero e uno solo che garantisce che questo procedimento dia sempre quel risultato. Allora questo numero è 9. Questo è il numero 9 e vediamo a vedere perché funziona così. Allora, questo viene dal fatto che, dopo vediamo come mai eventualmente, posizionando uno stuzzicadenti, toccando 3 numeri consecutivi, che tocca 3 numeri che stanno in linea, o in orizzontale o in verticale o in diagonale sulla tombola, facendo la media di questi 3 numeri hanno sempre la caratteristica che il numero centrale è la media degli altri 2, che significa tra l'altro che se x è il numero centrale, gli altri 2 sono x meno y e x più y. Poi guardando il tabellone della tombola possiamo ragionare sul perché questo è vero. In ogni caso è così. E quindi si osserva che, vediamo anche
tra poco, che la media è il numero x, sommandoli troviamo 3x, quindi un numero divisibile per 3. Ok? Credo di aver scritto somma prima, forse dovevo scrivere prodotto. L'ultimo passaggio, i due numeri andavano moltiplicati, ho scritto sommare, invece nell'ultimo passaggio c'è scritto, cambiate, lo correggerò, bisogna fare il prodotto dei due numeri. Quindi in entrambi i passaggi troviamo due numeri divisibili per 3, ok? Facendone il prodotto questi risultano divisibili per 9 e un numero divisibile per 9, facendo la prova del 9, facendo quell'operazione ci dà sempre 9. Quindi questa cosa funziona sempre, ok? E quindi in questo modo abbiamo visto perché funziona il gioco, quindi possiamo attivare la curiosità degli studenti facendogli vedere che avevamo indovinato il numero, poi possiamo provare con loro a vedere se capiscono cosa è successo. Per esempio, molti di questi giochi, lo dirò anche dopo, sono ripetibili e a ogni ripetizione il cuore si ripete. Questo gioco, se si ripete, siccome dovete sempre scrivere 9, già alla seconda volta uno dice, beh, non è un caso che ci sia scritto 9, ci deve essere una ragione. Allora si può anche provare a farlo una seconda volta, però dovrebbe scattare subito negli studenti la curiosità di dire, no, ma allora non è un caso, cerchiamo di capire cosa succede. E quindi lì si può anche farli lavorare in gruppo, farli discutere, finché vengono fuori un po' di cose. Allora, questa è la motivazione che vi ho dato, che già sintetizza il tutto, ma se dobbiamo far analizzare, diciamo, cosa succede ai ragazzi o se dobbiamo farlo con loro, questo, diciamo, ci costringe a attivare delle domande, attivare la curiosità, mettere in gioco delle competenze che forse loro hanno e che forse ancora non hanno anche. Quindi può anche essere l'occasione per cominciare a dire loro alcune cose che poi magari approfondirete in un secondo momento. E ovviamente per poter fare questo gioco devono sapere effettuare delle somme, ma questo insomma è una richiesta elementare. Vengono fuori, come abbiamo visto prima, proprietà dei numeri divisibili per 3, proprietà delle medie, l'osservazione del fatto che tra i numeri presi in linea, diciamo come abbiamo detto, dove questa linea può essere anche una diagonale, sulla tombola soddisfano la proprietà precedente e di osservare perché. Allora, torniamo a guardare il tabellone della tombola che c'era prima. Beh, è immediato vedere come è fatto il tabellone della tombola. Se guardiamo le linee orizzontali, sono 3 numeri consecutivi e quindi la differenza tra il primo e il secondo è 1, tra il secondo e il terzo è 1. Ma per come è fatto il tabellone, che diciamo, ha una riga composta da 10 numeri, quando guardiamo le linee verticali, per esempio, grazie alle proprietà di come della notazione decimale, la differenza tra, non so, guardate i numeri per esempio 33, 43 e 53, ma di 3 numeri messi in verticale la differenza tra il primo e il secondo è 10, tra il secondo e il terzo è 10. Cosa succede se andiamo in diagonale? Qui, se andiamo in diagonale, ancora sempre riflettendo sulla notazione posizionale sul significato della posizione delle cifre nei numeri, si osserva che la differenza ogni volta che procediamo in una diagonale messa nel verso in cui l'ho disegnata io, la differenza tra 2 numeri consecutivi è 9,
e se la diagonale fosse messa nell'altro verso, la differenza tra uno e l'altro sarebbe 11. Per cui diciamo, questa proprietà è sempre vera, purché non si pieghi lo stuzzicadenti. Ovviamente se qualche ragazzino gli viene l'idea di spezzare lo stuzzicadenti, la cosa non funziona più. Ecco. Bene, e l'altra cosa che permette anche con conoscenze abbastanza limitate di matematica di cominciare a usare dei simboli e il calcolo letterale, perché le proprietà che abbiamo detto prima, che questi numeri presi in sequenza sono a distanza costante, la possiamo esprimere in questo modo, e anche se ancora magari si è lontani dal presentare il calcolo letterale in maniera rigorosa e pesante, si può provare a scriverlo e vedere se si semina un'idea di uso del calcolo letterale negli studenti. Ecco, ancora quando si presentano queste cose può sempre essere utile chiedersi se si possono fare delle varianti. Ecco, io qui non ne ho scritte, nel sito se ne trova una in particolare già descritta e carina. Io ho scelto di non presentarla per presentarvi delle altre cose anche oggi. Però qui si può lasciare anche un po' di sfogo alla fantasia dei ragazzi e vedere cosa viene fuori, cosa si riesce a fare. Può anche essere che in alcuni casi non si trovino le risposte, non si sappiano dare delle risposte, o si concluda che alcune varianti non sono praticabili nello stesso modo, oppure non si possano fare in qualche altro, o che bisogna modificare in maniera più sostanziale il gioco per poter stupire chi ascolta, però vale la pena di provare a vedere che cosa succede. La seconda attività, la seconda gioco di magia, chiamiamolo così, è preso dallo stesso sito dove ce ne sono veramente tanti, però come dicevo alcuni sono parecchio laboriosi, richiedono memorizzare parecchie cose, quindi richiedono delle abilità particolari. Questi invece sono semplici e hanno la caratteristica di utilizzare, diciamo, delle proprietà algebriche piuttosto semplici. Allora, anche qui il gioco comincia con un'attività che si può preparare anche in anticipo. Bisogna prendere alcuni fogli di carta e su una facciata di questi scrivete un numero intero maggiore o uguale a 4. Poi piegate il foglio in 4 in modo tale che non si veda il numero che c'è scritto dentro, e all'esterno scrivete il numero che ottenete sottraendo 3 al numero che c'è scritto all'interno. Allora, per creare un po' di effetto magia, ovviamente bisogna che ce ne siano un pochi di questi fogli, magari 15, 20, insomma almeno 10-15 ci devono essere, vanno messi in una scatola, in una busta, in un sacchetto, perché dovranno essere estratti a caso alla fine, in una certa fase del gioco. Con questo materiale pronto potete chiedere agli studenti, e questa attività può essere fatta in base anche alle loro competenze, alle loro capacità di calcolo, come credete sia meglio organizzare il lavoro, di fare così. E quindi potete chiedere che lo faccia ciascuno da solo, oppure potrebbero essere fatti a coppie o a gruppetti di 3, massimo 4 studenti. Quindi o ogni studente, ogni gruppetto deve pensare un numero, ho scritto intero, positivo, magari non tanto grande per non complicare troppo le operazioni che si devono fare dopo, quindi per fare calcoli semplici, meglio che sia intero, positivo e non tanto grande.
e poi cominciate con un po' di istruzioni. Vi dite di aggiungere 7 al numero pensato, di moltiplicare per 2, di togliere 5, naturalmente tutte queste operazioni al risultato che avete ottenuto precedentemente, quindi il numero più 7, il risultato moltiplicato per 2, dal risultato si toglie 5, poi bisogna aggiungere il numero pensato, dividere per 3. A questo punto dovreste magari verificare che a qualcuno non siano venuti dei resti. Non dovrebbe essere così. E poi chiedete loro di memorizzare il numero che hanno ottenuto dopo aver diviso per 3. A questo punto chiedete a qualcuno di estrarre un foglio dal contenitore dove c'erano i fogli che avevate preparato. Deve estrarne uno e non aprirlo. Guardate sul numero che è scritto all'esterno e tutti devono aggiungere quel numero lì che è scritto all'esterno del foglio. Chiedete ancora, dopo aver fatto questa operazione, che ciascuno sottragga dal risultato che ha ottenuto il numero che aveva pensato all'inizio. A questo punto, dopo che siete sicuri che tutti hanno finito le loro operazioni, chiedete a tutti di dire contemporaneamente il numero che hanno ottenuto. E qui ci sarà un primo effetto sorpresa, perché tutti avranno ottenuto lo stesso numero. Le operazioni precedenti, fino a un certo punto, le operazioni precedenti davano, partendo da numeri diversi, risultati diversi, fino all'operazione di divido per 3. Poi, però, è successo qualcosa e chiederete a tutti di dire contemporaneamente il numero ottenuto, tutti avranno ottenuto lo stesso risultato. A questo punto potrete anche aprire il foglio che era stato estratto e scoprire che è proprio il numero che era scritto dentro il foglio. E qui c'è un effetto magico abbastanza significativo. In più, questa operazione, questo gioco, come dicevo prima, può anche essere ripetuto e ogni volta il risultato sarà questo. Chiaramente, man mano che si ripete, qualcuno si chiederà perché accade. E allora qui abbiamo bisogno di un po' di calcolo letterale e di rappresentare con delle operazioni, rappresentare simbolicamente le operazioni che sono state fatte. Allora, la lettera X indica il numero che ciascuno studente o ciascun gruppetto ha pensato e che è diverso per ogni studente o per ogni gruppetto. Poi abbiamo chiesto di aggiungere 7, abbiamo detto di sottrarre 2, di moltiplicare per 2 il risultato, sottrarre 5 dal numero ottenuto, di aggiungere il numero pensato all'inizio e da questo risultato di dividerlo per 3. Allora già una volta che abbiamo scritto, almeno noi che abbiamo un po' di occhio per i calcoli, vediamo che lì c'è scritto al numeratore 3x più 14 meno 5 che fa 9 e quindi è divisibile per 3. Quando divido per 3 non ottengo resti sicuramente. Poi a questo punto abbiamo detto abbiamo chiesto a qualcuno di estrarre un foglietto e sul foglietto c'era scritto il numero c'era scritto un numero che è y, gli abbiamo chiesto di aggiungerlo al numero che avevano ottenuto prima e infine abbiamo chiesto di sottrarre il numero pensato all'inizio. È facile verificare se con i calcoli
che questa identità è vera, ed è il motivo per cui questo gioco di magia funziona. Okay? Si tratta semplicemente di svolgere i calcoli nell'espressione che è scritta a sinistra dell'uguale e ci si riconduce a quella che è scritta a destra. Allora, anche qui, dopo aver fatto questo gioco, magari più volte, averli stupiti più volte, probabilmente lo stupore via via viene meno e forse qualcuno si comincia a chiedere perché funzionano le cose. Allora, non è detto che gli studenti di scuola media inferiore siano immediatamente capaci di tradurre le operazioni che abbiamo detto in simboli in questo modo qui, però pian piano li possiamo condurre verso questa osservazione della validità di questa identità. E allora, di nuovo, c'è bisogno che sappiano eseguire delle operazioni elementari, c'è bisogno che sappiano formalizzare mediante il calcolo letterale delle frasi che vengono dette a parole, sommare, prendere il risultato, moltiplicarlo per 2, eccetera. Può darsi che lo sappiano fare perché gliel'avete già insegnato prima, ma può darsi anche che sia un'occasione per introdurre questa formalizzazione attraverso un gioco. C'è questa traduzione delle espressioni verbali in espressioni matematiche e infine la verifica di identità o di uso degli esercizi sulle espressioni. Si può anche qui chiedere se sono possibili delle varianti. Forse qui la cosa è un pochino più, diciamo, quali possono essere le varianti? Beh, innanzitutto possono nascere delle domande, almeno a me nascono. Io vi ho riportato il gioco così come è scritto, che diceva di prendere un x positivo, non tanto grande per non fare calcoli difficili, ma mi è venuto spontaneo pensare se x può essere negativo, se può essere una frazione, se può essere un numero reale, e la risposta è sì. Così come è davvero necessario che y sia maggiore o uguale a 4? Beh, serve se voglio scrivere fuori dal foglietto un numero positivo, ma la formula che ho ottenuto vale qualunque sia x, qualunque sia y. Quindi è comodo che i ragazzi pensino a un numero x che è positivo, ma potrebbero pensare anche a un numero negativo. È comodo che sia intero, perché se cominciamo a fare queste operazioni magari a mente con le frazioni può venire un po' più complicato. Con i numeri reali che dobbiamo rappresentare a loro volta mediante simboli non è troppo significativo come gioco di magia. Ecco, quindi varianti, diciamo, su x, sul valore della x e della y. Se volete fargli giocare con i numeri negativi, potete dirgli di pensare a un numero negativo compreso tra -1 e -10, per non fargli fare calcoli troppo complicati. Questa cosa per y potete scegliere di mettere un valore più piccolo di 4, per y più 3, in modo da avere un y negativo, e funziona lo stesso. Ancora, una volta che hanno scoperto questa cosa, in realtà si può cambiare la formula. Le cose importanti è che se c'è una divisione non compaiano resti, quindi che la prima formuletta, la formuletta che c'è prima del dividere per, non fornisca un risultato con un resto, e quindi anche quello che sta al numeratore di quell'espressione va pensato bene, e quindi in realtà ciascuno di loro potrebbe divertirsi a inventare più versioni di questo gioco.
Quindi o anche voi quando riproponete il gioco potete cambiare la formula. Quindi una cosa è se io ripropongo il gioco usando sempre la forma aggiungo 7, aggiungo 5, 7, non mi 7 moltiplico per 2, ma se comincio a cambiarla l'effetto diventa più stupefacente, ecco. E quindi se magari ne ho 2 o 3 pronte, chiaramente le devo sapere a memoria perché non posso aprire il foglietto e leggerlo, però diciamo l'effetto sicuramente è significativo. Ecco, a questo punto io avevo pensato di farvi, diciamo come terzo gioco di magia, di farvi vedere un gioco con le carte. Siccome non posso farlo io, diciamo, a mano, avevo pensato di farvi vedere un video che si trova a questo link, però per problemi tecnici, diciamo, non è possibile farvelo vedere adesso. Quindi sto pensando se cercare di descrivervelo a voce, perché in realtà questo è un gioco che secondo me è interessante e quindi cerco di descrivervelo a voce. Vi consiglio di guardare il video perché nel video è presentata come una storia. Beh, ci sono anche dei disegni, delle cose, della musica, è raccontata come una storia che può essere anche affascinante e quindi può catturare l'attenzione dei ragazzi. Cerco di andare alla sostanza, ok? Si prende, in realtà io ho anche il mazzo di carte qui, ma casomai proviamo a farlo, e ho chiesto anche ai tutor delle sedi esterne di portarsi un mazzo di carte, quindi seguendo le istruzioni che vi do potete anche provare a verificare come funziona. Allora prendiamo 7 carte, le carte dall'1 al 7 di cuori, togliamo il 5 e lo sostituiamo con il deck di picche. L'importante è che siano rosse e nere in modo tale che nella storiella naturalmente bisogna catturare un cattivo che è rappresentato dal jack di picche e nero. E nella storia si racconta che questo si nasconde, gira, cambia continuamente il suo nascondiglio e questo modo di rappresentare con le carte il fatto che il cattivo scappa e si nasconde sempre in posti diversi, lo si rappresenta in questo modo. Allora, le carte vanno messe in ordine dall'1, il 2, 3, 4, 5, 6, 7, si toglie il 5, si sostituisce il jack, si fa un pacchetto in cui l'asso quindi occupa la posizione più alta, poi c'è il 2, il 3 e così via. Sono 7 carte e si comincia a girarle, a dividerle in 2 mazzetti, alternando, si mette la prima carta a destra, la seconda a sinistra, la terza a destra, la quarta a sinistra, la quinta a destra, la sesta a sinistra e la settima a destra. Si prende il pacchetto che sta a sinistra e lo si mette sopra e così, diciamo, il cattivo ha cambiato nascondiglio. Si ripete questa operazione perché lui cambia nascondiglio continuamente, quindi si ripete la stessa operazione. Quante volte si vuole? 2 volte, 3 volte, 10 volte? Quante si vuole? A un certo punto si dice che la polizia ha capito che in realtà lui non si nasconde in posti a caso, ma ha capito con che criterio si alterna i nascondigli e quindi nel video le 4 carte sono state, le prime 4 carte vengono posizionate in un modo che sta bene con la storia, si gira la quinta carta ed è il jack di picche. Allora, il fatto che
gioco si può anche ripetere più volte, si può cambiare il numero di volte in cui si gira il mazzetto e naturalmente quando lo si vede la prima volta ci può essere un po' di stupore, poi se lo si rivede viene naturale chiedersi cosa succede a questa carta che rappresenta il cattivo e quindi diciamo si può cominciare ad analizzare cosa succede alle carte quando le mescolo in questo modo. Non è un vero e proprio mescolare le carte ovviamente, perché c'è una legge precisa che dice come fare a rimescolare le carte. Allora cerco di dirvi cosa ho rappresentato qui. Allora possiamo fare in questo modo, visto che appunto in vari momenti del percorso scolastico della scuola secondaria di primo grado si parla di grafici, possiamo cercare di mettere le informazioni che abbiamo in un grafico. Per esempio, guardiamo la figura, si vede questo che si muove, si vede, quindi nella prima figura a sinistra mettiamo, anzi in tutte e tre, sull'asse delle ascisse mettiamo qual è, diciamo, la prima mossa che facciamo, cioè in corrispondenza dello 0 rappresentiamo la posizione di una carta. Siccome qui la posizione è 1, vuol dire che all'inizio stiamo rappresentando dov'è l'asso, che è la prima carta in alto. Quindi al momento in cui iniziamo, l'asso sta al posto 1, che è quello in alto. I posti li contiamo dall'alto verso il basso, primo, secondo, terzo. Quando facciamo il primo miscuglio, seguendo quella regola che abbiamo detto l'asso lo appoggiamo a destra, poi mettiamo tutte le altre carte, mettiamo il mazzetto, l'asso è andato in basso, quindi occupa la posizione 7 dopo il primo miscuglio. Quindi al primo miscuglio la carta che all'inizio era nell'1 è andata a finire nel 7. Ripenso dove va quella carta quando faccio il miscuglio e quindi dopo il secondo miscuglio la carta è andata al 4 e così via. Ok? Adesso in quest'altro grafico qui metto gli spostamenti del 2. Il 2 all'inizio era nel posto 2 e vedo un po' come si muove nei vari passaggi dei miscugli. Allora già nella prima con l'asso mi ero accorta che al sesto miscuglio l'asso è ritornato al suo posto. La stessa cosa accade con il 2. Dopo 6 miscugli il 2 è ritornato al suo posto. Il 3, la stessa cosa, ripeto la stessa cosa, naturalmente devo un attimo ragionare su cosa succede e anche il 3, dopo 6 miscugli, siamo qua, siamo di nuovo al 3. Adesso se io guardo queste 3 figure che sono i movimenti, mi fermo al 3, ma si può vedere cosa succede delle altre carte, ma non volevo riempire di troppe figure qui. Allora, soprattutto guardando la prima e la seconda, sembrano molto diverse queste cose. La seconda e la terza forse c'è già qualcosa che vi colpisce. Sembrano un po' meno diverse che con la seconda, forse. In ogni caso c'è una considerazione che forse viene solo dal fatto che ci siamo fermati a pensare cosa fa l'asso alla prima mossa, cosa fa l'asso, eccetera, ma è chiaro che se l'asso a un certo punto arriva alla posizione 2, farà, al passaggio successivo farà la stessa cosa che fa il 2 nella prima mossa. Ok? E se il 2
a un certo punto arriva nella posizione dell'asso, la mossa successiva sarà esattamente dove era l'asso alla seconda mossa. Quindi queste cose non sono completamente slegate tra di loro. Infatti, se invece di fermarci a rappresentare le prime 6 mosse, ne rappresentiamo un po' di più, e qui io ne ho fatte anche poche, se ne prendessimo, non so, 18 si vedrebbe molto meglio, diciamo, questa ripetitività e il fatto che sono uguali, e in più uniamo i puntini, diciamo che dal punto di vista di fare il grafico della funzione in questo caso non ha alcun significato, ma aiuta solo a visualizzare. Si vede cosa? Si vede che questi grafici sono tutti simili e sono ottenuti solo per opportune traslazioni. In particolare il grafico, diciamo, che mostra i movimenti del 2 è ottenuto per traslazione dall'1 per quello che serve, diciamo, a far sì che diciamo, dobbiamo spostare il grafico dell'1 in modo da farlo partire da qui, dal 2, e se guardiamo da lì in poi diventa identico al grafico dei movimenti della seconda carta. Come dicevo, se allunghiamo ancora questi grafici si vede meglio che sono effettivamente ottenuti per traslazione. Temevo che mettendone troppi non si vedesse poi sullo schermo, quindi li ho fatti non troppo. Se si va avanti nell'analisi e si vede cosa succede alla carta 4, la carta 5, la carta 6, la carta 7, cosa si scopre? Adesso nella prossima figura io ho messo sempre solo le carte 1, 2, 3, si scoprirebbe che la carta 4, la 6 e la 7 hanno dei grafici che sono simili a questi, sempre ottenuti per traslazione, invece la carta 5 sta sempre ferma. Per questo, nel fare il gioco, posso fare qualsiasi numero di rimescolamenti, diciamo, però attenti, fatti secondo quella regola che abbiamo detto, delle carte da gioco. Allora, qui, diciamo, le cose interessanti sono che c'è una certa legge che descrive come devo fare le cose, che per la ripetitività, per il fatto che la faccio tante volte, mi induce a pensare che ci sia qualcosa che va avanti un po' a caso, che possa succedere qualsiasi cosa, ma in realtà c'è una legge deterministica che peraltro prevede che c'è un invariante, qualcosa che non cambia, che quindi posso sfruttare come strumento di sorpresa nel contesto in cui ho creato questa situazione in cui sembra che tutto cambi rapidamente. Allora, qui, diciamo, i processi che possono venire attivati da questo tipo di attività sono l'osservazione di una cosa, il fatto di cercare una spiegazione a quello che accade, che ci deve essere, perché non è certo una magia quella di far comparire la carta sempre giusta, e di attivare quindi un processo che possa fornire prima un'ipotesi di spiegazione e poi di verifica. Quindi può darsi che a qualcuno gli venga l'intuizione di dire ma vorrà dire che la carta sta sempre ferma, ma se voglio vedere che la carta sta sempre ferma devo fare un'analisi simile a quella che abbiamo fatto insieme adesso, e c'è la verifica pratica. Quindi è comunque un'attività che attiva una serie di cose che sono molto positive, secondo me, all'interno di un insegnamento scientifico, e a maggior ragione perché insegnate matematica e scienze, quindi le attivazioni di questo processo sono esattamente quello che si applica nel metodo scientifico: un'osservazione, un'ipotesi, una verifica. E in più, diciamo, dal punto di vista della matematica ci permette di utilizzare in qualche modo, di
parlare di funzioni associando al passaggio, diciamo, la posizione della carta, fare il grafico, di osservare la periodicità, proprietà di traslazioni dei grafici e cose di questo tipo, che comunque sono concetti che magari verso la fine del ciclo scolastico si studiano. E una cosa che è importante osservare in un'attività di questo tipo è che presentiamo un processo che, come ho già osservato prima, che ci induce a pensare che ci sia qualcosa di apparentemente casuale, e in realtà è un processo perfettamente deterministico. Questa è una cosa che è, diciamo, da un punto di vista così anche culturale è importante, perché diciamo, caratterizza la scienza, diciamo, degli ultimi decenni, e dove si cerca, o utilizzando strumenti stocastici a volte, ma a volte anche si trovano leggi deterministiche che governano, si cercano leggi deterministiche che governano processi molto complessi come la dinamica dei fluidi o altre situazioni, mediante regole, diciamo, che invece sono deterministiche. E quindi, diciamo, anche se qui, diciamo, un po' sconfinato, però diciamo, l'osservare il fatto che a volte si osservano fenomeni apparentemente caotici, casuali, non è detto che siano necessariamente legati al caso, ma possono derivare da leggi deterministiche. Adesso sono andata abbastanza lunga, però vorrei rapidamente dire un altro gioco che ho chiamato il gioco delle 27 carte, di cui in realtà in internet ho trovato una variante che però vi lascerò da guardare. E questo gioco io lo facevo da bambina, per questo penso che lo conosciate, ma insomma ve lo illustro. Credo che me l'avessero insegnato molto da piccola. È comunque un gioco che è fatto con lo stesso spirito del precedente, quindi bisogna un po' osservare i movimenti delle carte, fare dei ragionamenti, e la sua generalizzazione, che vi lascerò, diciamo, da guardare, è interessante da un punto di vista matematico. Allora, si prendono 27 carte, non importa di che tipo, non importa, purché siano 27, date il mazzetto in mano a uno spettatore, a un'amica, a un amico, e gli chiedete di scegliere una carta, ma di non dirvi quale ha scelto, ovviamente. E ovviamente la deve memorizzare. A questo punto cominciate a disporre le carte scoperte sul tavolo seguendo questo schema. Vogliamo fare 3 colonne o 3 mucchietti di carte, indifferente. L'importante è che le mettiate nell'ordine in cui è scritto lì, la prima a sinistra, poi la seconda e poi la terza, muovendovi verso destra, la quarta sopra la prima o sotto, la quinta sotto la seconda, la sesta, e avanti così finché avete esaurito le carte. Lo spettatore o la vostra amica che sta guardando cosa state facendo deve solo, mentre voi fate questa operazione, osservare dove va la carta che aveva scelto e dirvi alla fine solo in quale delle 3 colonne o dei 3 mazzetti è finita la carta. A questo punto prendete la carta, prendete quel mazzetto e lo mettete in mezzo, ricomponete il mazzo mettendo le carte senza mescolarle, ma mettendo il mazzetto dove vi è stato detto che c'è la carta giusta in mezzo agli altri 2. Prima avete ottenuto una situazione come questa e rifate l'operazione. E ripetete l'operazione col nuovo mazzetto, rifate le colonne. Allora, diciamo scusate,
Prima avevate ottenuto questa configurazione, vi viene detto in quale mazzetto sta la carta, supponiamo che sia lì dove ho messo la croce, ma diciamo è solo per far vedere che la carta si sposta effettivamente durante queste operazioni. Quindi quella colonna di destra andrà messa in mezzo alle altre due e rimettete le carte sul tavolo con lo stesso ordine di prima. La carta si sarà spostata lì, non l'ho messo a caso, è esattamente dove è andata quella carta. Vi fate di nuovo dire in quale mazzetto è la carta, lo rimettete in mezzo agli altre due. A questo punto la carta è andata lì. Vi farete di qui, da qualunque punto sia partita la carta, a questo punto sarà andata lì, cioè andata lì, andata in quella riga, in una qualunque delle posizioni di quella riga. Quindi a questo punto vi deve venire detto in quale colonna sta la carta. Di nuovo ricomponete il mazzo mettendo in mezzo quello con la carta giusta e poi avete le carte coperte, togliete le prime 13 carte, la 14ª è la carta giusta. Ecco, qui perché funziona all'inizio la situazione, diciamo, delle 3 colonne che ci sono 9 carte, 9 carte, 9 carte. Dopo il primo miscuglio, la carta giusta è finita in un gruppetto di 3 carte che sta in mezzo a 12 carte davanti e 12 carte dietro, e dopo un ulteriore passaggio la carta giusta sta in mezzo a 2 gruppi di 13 carte ciascuno, quindi deve essere per forza quella centrale. Ok? Allora, adesso, siccome il tempo, diciamo, siamo arrivati, parlato a lungo, qui si tratta di nuovo di analizzare i movimenti delle carte, di capire perché funziona. C'è un'ulteriore variante, appunto, anche qui c'è un'osservazione di un processo, un'ipotesi di spiegazione, una verifica pratica che può essere fatta anche non necessariamente con le carte, ma come ho fatto io con i disegni, cercando di ragionare dove vanno le cose. E la cosa interessante, sempre si trova nello stesso sito dei primi 2 esempi che vi avevo mostrato, a questo link, è che diciamo, si può anche riproporre il gioco. Vado solo alla fine, vi dico a parole cosa si fa e a cosa serve quella formula. Si può anche riproporre il gioco in questo modo, perché di solito quando si propone un gioco di questo tipo cosa succede? Che chi ha scelto la carta inizia a dire ma perché ho scelto una carta rossa che era in mezzo a tutte carte nere e tu hai visto come ho guardato la carta, eccetera, cose di questo tipo. E poi ovviamente se si ripete quel gioco sempre allo stesso modo, vabbè, a un certo punto uno ci ragiona e capisce come funziona, ma si può fare questa variante. Si può anche dire no, guarda, facciamo la stessa cosa, io le carte non le tocco, le usi solo tu. Il procedimento è sempre lo stesso di fare i mazzetti in quell'ordine, però posso anche non guardare mentre lo fai, purché tu lo faccia seguendo le regole. Mi devi solo dire quando prendi il mazzetto della carta giusta se lo metti sopra, in mezzo o sotto, quindi puoi anche cambiare la posizione del mazzetto e lo metti dove vuoi. L'unica cosa che devo fare è, ogni volta che mi viene detto che il giocatore mette la carta in alto, io memorizzo uno 0. Ogni volta che la carta viene messa in mezzo, memorizzo un 1, e quando viene messa in basso, memorizzo un 2. Come l'operazione viene fatta 3 volte, il primo numero me lo scrivo mentalmente a destra, il secondo glielo scrivo a fianco a sinistra,
e il terzo ancora a fianco a sinistra. Ottengo un numero di 3 cifre che è composto solo di 0, 0, 1, 2 e alla fine faccio questa operazione. Mettiamo che chi ha fatto la cosa mi abbia detto che ha messo la carta sopra, il mazzetto sopra, 0, la prima volta, sopra la seconda volta, 0 e l'ultima volta in fondo, 2. Quindi ho ottenuto il numero 200, scritto così, e faccio così. Per sapere cosa devo fare, moltiplico il 2 per 9, lo 0 per 3 e lo 0 per 3, se lì ci fosse scritto 1 metterei al posto, ottengo 9, la carta giusta è la decima. Tolgo le prime 9 carte, la decima è la carta giusta. Allora, questo ve lo lascio così. Naturalmente il fatto di arrivare a questa formulazione prevede che si analizzino gli spostamenti delle carte, di capire che cosa succede in uno schemino, che è sempre un'attivazione di un processo di osservazione, di capire che cosa succede. E poi, diciamo, questa cosa qui ovviamente attiva delle cose invece che sono legate alle potenze, diciamo che possono essere o semplicemente l'uso delle potenze, perché lì quel 9 in realtà è un 3 alla seconda, oppure una notazione. Io avevo scritto, avevo detto che componiamo questo numero 200, il numero che ottengo come risultato di questa operazione è il numero scritto in rappresentazione decimale da quel numero che si scriveva 200 in base 3. Allora, se per caso devo parlare delle rappresentazioni dei numeri in basi diverse da 10, questo per esempio può essere anche uno strumento per trovare l'occasione di rappresentare, di usare i numeri in base diversa, e bisogna saper trasformare un numero in base 3 in base 10 mediante questa formuletta. Però può anche essere semplicemente un utilizzo di questa formula o delle proprietà delle potenze. Ecco, anche qui poi si può ragionare su eventuali varianti. Allora io mi fermerei qui con questa presentazione e direi che appunto nei prossimi 5-10 minuti, se ci sono domande, dubbi, chiarimenti e cose di questo tipo, potete inviare le domande, cerchiamo di rispondere, altrimenti cominciamo un po' a raccogliere impressioni, cose e idee per proposte di laboratorio, per vedere come si possono presentare queste cose. Si può scegliere, diciamo, o di mettere in pratica una di queste attività per vedere come funzionano effettivamente le cose, o di provare a elaborare qualche variante, oppure di pensare a progettare come un'attività di queste, anche esattamente così come è stata proposta, come può essere proposta ai ragazzi, quindi con quale veste, in quanto tempo, che cosa si pensa di fargli fare e così via. Quindi direi che possiamo interrompere il collegamento adesso e ci risentiamo a breve.